giudice, a fronte delle ripetute costituzioni di parte civile, ha voluto mettere un punto fermo, ritenendo che da questa udienza non ci si può più costituire. Terza ed ultima udienza, dunque, quella odierna per associazioni, privati, enti per costituirsi parte civile in quello che sarà il processo per il crack di Banca Popolare di Vicenza. Stringe i tempi il giudice Venditti, che per evitare inghippi anche organizzativi ha fissato le udienze di sabato e ha già fatto sapere in aula che alla prossima udienza del 3 febbraio intenderà sciogliere la riserva sulla questione dell'ammissibilità o meno delle domande di parte civile depositate. Diverse le eccezioni sollevate sulla costituzione di parte civile, ma che hanno riguardato i soggetti che a suo tempo hanno accettato la transazione e di alcune associazioni. Cerca di frenare l'onda delle parti civili difensori di Banca Popolare di Vicenza, che a sua volta ha sollevato un'eccezione. Un'eccezione che prevederebbe l'estromissione di tutte le parti civili costituitesi contro Banca Popolare di Vicenza. Vedremo il giudice come valuterà questa eccezione. Intanto le associazioni, superato questo primo scoglio, soddisfatte, puntano a portare a casa, come per Veneto Banca, la possibilità di chiamare in causa Banca Intesa. Abbiamo visto che alcuni tecnici hanno già depositato l'istanza di citazione in giudizio di Banca Intesa, hanno già depositato istanze per sequestri conservativi. Noi faremo naturalmente uguale appena avremo la certezza di essere accettati come parti civili, lo avremo alla prossima udienza. Se le associazioni si dicono cautamente soddisfatte, tra i risparmiatori permane il senso di impotenza. Speriamo che cosa arrivano, che arrivi qualcosa. Non la vedo molto ottimista. No, perché adesso siamo sotto le votazioni e le cose possono essere fasulli.